two of a kind. For your information, we're two of a kind. Two of a kind. Quello che dici, io non mi occupo di politica, ma se non ti occupi di politica, la politica si occupa di te. Perché non arrivi più a fine mese, perché non c'hai il lavoro, perché il salario è sempre più basso, perché le tasse sono sempre più alte. Ecco come si occupa la politica di te. Beppe, chi è Beppe Grillo oggi? Questa è una bella domanda. Era un grande comico ed è un grande comico, ma oggi chi è in particolare? Ma guarda, io ti dico una cosa, vedo la gente, prima mi apprezzavano magari come personaggio, sì, e adesso mi stanno apprezzando come persona. A Palermo guardavano così e dicevano ma che minchia, tanto. Come politico? Non lo so, se io praticamente, io politica l'ho sempre, cioè, l'ho sempre fatta. L'ho sempre fatta politica, sono 20 anni che parlo di queste cose, si ricorda la macchina a idrogeno e l'energia rinnovabile, i rifiuti, sono 20 anni che giro il mondo a vedere come si scalda la casa un danese, come fa la spesa uno di Copenaghen, cioè faccio queste cose, le ho già fatto, le macchine 1 litro 100 km, l'ho portati davanti alla Fiat 10 anni fa. E allora questo è un movimento che nasce dalla partecipazione, io non sono candidato, candidabile, non vengo, io ho cercato di riunire dei ragazzi giovani, non giovani, c'è di tutto, sono ingegneri, architetti, c'è uno che ha 3 lauree, gli offrivano l'ira di Dio per andare fuori a lavorare, l'ira di Dio, è rimasto qui, porca puttana, qua, senza lavoro, in precariato, 3 lauree, sono questi i giovani di adesso. Che non se ne vanno più, perché non se ne devono andare questi, se ne devono andare quelli là, tutti, via, fuori dai coglioni. E prima, è populismo, e prima di andarsene, noi abbiamo diritto a qualcosa, noi abbiamo diritto, prima di andarsene noi abbiamo diritto a un dibattito pubblico con questa gente qua. Non che se ne devono andare e poi salutarci dalle Seychelles. Quando entrate in Parlamento si mettono queste webcam? Riusciranno a fargliele mettere? Ma assolutamente. Abbiamo iniziato nei comuni. Magari ve lo impediscono? No, un diritto, non impediranno niente. L'abbiamo fatto nei comuni fiato sul collo, cioè andare lì a riprendere i consigli comunali. Ci sono state persone, comuni che non hanno accettato e comuni che hanno accettato, ma la via è quella. 2 legislature poi vanno a casa, la carriera, soldi e carriera, se vuoi rubare fai un altro mestiere, non si ruba più dove entriamo noi. Quindi vi dico questo, magari non succederà, magari è tutto finto, io sono un coglione che ci sto cadendo, magari mi guardate così, poi quando siete là con la matitina vi scatta l'effetto collaterale, non lo so, però io vi dico una cosa, se mettiamo in regione 5 o 6 ragazzi di questi, per loro è finita lo stesso, perché entriamo con le web, mettiamo in streaming, facciamo trasparenza, chiariamo tutto, nomi, cognomi, società, dove vanno i soldi, non si ruba più quando metti in trasparenza tutto. La generazione qui ha avuto uno stop fantastico, altro che bisogna dissequestrare le nuove generazioni che devono andare a controllare e a prendersi questa terra che è fantastica. We're both of us like the Tower of Pisa, Amolina like a Hisa inclined, because